Buonasera ai titoli. A Messina recuperata tra le macerie la quarta vittima del crollo della palazzina nel rione Pistunina. La vittima è Rosa Leone. Restano altri 2 dispersi. L'inchiesta entra nel vivo con gli interrogatori dei primi indagati. A Caltanissetta spara alla compagna l'uomo che era con lei, l'agguato nelle campagne di Riesi. I carabinieri stanno cercando l'uomo che avrebbe agito per motivi passionali. I feriti sono ricoverati in gravi condizioni. A Palermo spruzzano spray urticante durante la proiezione del film Spider-Man. Scene di panico al cinema King, fatti uscire gli spettatori. Catania, maxi sequestro di droghe sintetiche, arrestato un giovane pusher. Non si placa il caldo africano a Catania e Palermo, temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA durerà fino a Ferragosto. In cammino fino a Santiago di Compostela con lo zaino in spalla, l'avventura di un siciliano che ha impiegato 138 giorni per compiere 3.800 chilometri. Calcio, Telecolor si è aggiudicata l'esclusiva del pacchetto dirette sul digitale terrestre delle partite del Catania. 9 le trasferte in chiaro e gratis per gli appassionati. Intanto la squadra si avvicina all'esordio in Coppa Italia. Il Palermo verso l'Australia, in programma amichevoli con il Melbourne e la Juventus. Sul mercato pressing di Di Nardo del Pescara. Eccoci dunque, buonasera. Recuperata tra le macerie la quarta vittima del crollo della palazzina di Messina, mentre proseguono senza soste le ricerche dei 2 dispersi. L'inchiesta entra nel vivo con gli interrogatori dei primi indagati. Roberta Lunghi. È stato trovato il quarto corpo tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Si tratta di Sara Leone, sorella di Carmelo e Rosa, già recuperati senza vita nei giorni scorsi. Restano ora 2 dispersi da ritrovare per i vigili del fuoco. Non ci sono soste nelle operazioni di ricerca sotto le macerie, in un lavoro che si è rivelato ancora più complesso del previsto. Rispetto alla probabilità di posizionamento che abbiamo ricostruito c'è una differenza che comporta ovviamente la continuazione delle operazioni di scavo. Sul fronte dell'inchiesta si è avvalso della facoltà di non rispondere l'ingegnere 72enne Pietro Leone, progettista dell'edificio crollato, indagato per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Si è concluso invece l'interrogatorio dell'imprenditore Alessandro Panarello, che aveva preso in affitto dalla famiglia Leone i locali del supermercato al piano terra dell'edificio e che, secondo gli inquirenti, è il committente dei lavori eseguiti dalla ditta di Pasquale Dalì. Al termine dell'interrogatorio il suo difensore ha riferito che Panarello ha esposto la sua ricostruzione dei fatti e si è detto completamente estraneo alla vicenda, oltre che sereno. L'interrogatorio di Dalì, titolare dell'impresa che stava eseguendo i lavori, è stato invece rinviato a mercoledì, poiché l'imprenditore edile, ferito nel crollo, è ancora ricoverato in ospedale. Intanto il capo del Genio Civile di Messina, Santi Trovato, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: nei nostri uffici non ci sono autorizzazioni in corso per il 2024, 25 e 26 riguardo i lavori nello stabile crollato lo scorso giovedì. Ha poi rammentato che ogni intervento strutturale deve essere sempre autorizzato. È giallo nelle campagne di Riesi, siamo in provincia di Caltanissetta, dopo il ferimento di un uomo e di una donna a colpi di pistola. I 2 sono ricoverati in gravi condizioni. Intanto i carabinieri cercano il compagno della donna che avrebbe agito per motivi passionali. Il servizio di Rita Cinardi. Un possibile movente passionale, un uomo ricercato e 2 persone che, nonostante le gravissime ferite riportate, sono riuscite a chiedere aiuto. Sono questi gli elementi al centro delle indagini dei carabinieri sulla sparatoria avvenuta nelle campagne di Riesi in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto emerge dagli ambienti investigativi, i sospetti si concentrano su un uomo che avrebbe avuto una relazione sentimentale con la donna ferita, una circostanza che però i carabinieri non confermano ufficialmente, mentre sul movente mantengono il massimo riservo. L'unica pista esclusa al momento è quella riconducibile alla mafia o alla criminalità organizzata. Entrambi i feriti, secondo quanto si apprende, avrebbero precedenti in maniera di stupefacenti, un elemento acquisito dagli investigatori che allo stato non viene tuttavia ritenuto collegato alla sparatoria.
A rimanere gravemente feriti sono stati un 58enne e una 40enne, entrambi raggiunti da colpi di pistola alla testa e al collo. A chiamare il 112 e successivamente a raggiungere con propri mezzi l'ospedale di Mazzarino sono stati gli stessi feriti. Da lì è scattata la macchina dei soccorsi. La donna è stata trasferita nell'isoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta, mentre l'uomo è stato trasportato al Cannizzaro di Catania. Intanto i carabinieri stanno ascoltando numerosi testimoni come persone informate sui fatti e proseguono senza sosta la caccia all'uomo ritenuto il principale sospettato nel tentativo di fare piena luce su una vicenda ancora avvolta da molti interrogativi. Momenti di paura al Cinema King di Palermo. Qualcuno ha spruzzato spray urticante durante la proiezione di un film e così sono stati fatti evacuare tutti gli spettatori. Marco Gullà. A quanto pare in una delle aree del cinema, in una sala, è stata gettata una sostanza tossica e ci hanno fatto evacuare a tutti. Forse uno spray urticante al peperoncino spruzzato per gioco, che però si è immediatamente diffuso nella sala dove era in corso la proiezione del film Spider-Man. Momenti di panico ieri sera al Cinema King in via Ausoni a Palermo, dove alcuni spettatori hanno iniziato a tossire e a sentire l'aria irrespirabile facendo scattare l'allarme. A quel punto i gestori hanno attivato il piano di evacuazione facendo uscire il pubblico dal cinema e chiamando i soccorsi. C'è un ragazzo qui che si sente male. Cioè ragazzi, allucinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per tutta la notte sono andati avanti gli accertamenti dei vigili del fuoco insieme ai tecnici del nucleo NBCR per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura della sostanza che ha invaso la sala rendendo l'aria irrespirabile. Si presuppone che c'era nell'aria una cosa tossica. A Catania, droga dello stupro e mini smartphone, forse destinati ai detenuti nascosti in casa. Giovane pusher, così è stato arrestato per spaccio e evasione dei domiciliari. Sentiamo Tonino De Mana. Doveva essere ristretto ai domiciliari ed invece era in giro insieme ad un amico mentre percorreva in scooter la via Balatelle. Un 21enne catanese noto alle forze dell'ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il giovane ha subito ammesso di essere evaso dai domiciliari, ma il successivo controllo nell'abitazione di via Orsa Minore ha aggravato la sua posizione. In una cassettiera, personale del commissariato di Inesima e della squadra cinofili ha trovato 160 grammi di marijuana e 7 mini smartphone avvolti in una pellicola trasparente unitamente ad un panetto di hashish. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era probabilmente destinato a soggetti detenuti e il fiuto del cane antidroga Rex ha permesso di trovare in un sottoscala uno zaino strapieno di stupefacenti e droghe sintetiche, tra cui chetamina e pillole della temuta droga dello stupro, che può causare stati allucinogeni, effetti dissociativi, alterazioni della percezione e persino stati di sedazione. Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Una ventenne di San Giovanni La Punta nel catanese picchia la madre e finiscono entrambi in ospedale. La sera prima la ragazza era stata però aggredita dal suo ex. Sentiamo Orazio Longo. Il contesto è quello di una furibonda lite in famiglia per futili motivi, con una figlia ventenne che aggredisce la mamma 54enne, provocandole diverse ferite guaribili in 20 giorni. Lesioni anche per la figlia. Il fatto succede a San Giovanni La Punta nel catanese. Devono intervenire i carabinieri, allertati da una richiesta di intervento, per riportare la calma. Giunti sul posto hanno infatti messo in sicurezza la situazione richiedendo l'intervento del personale sanitario del 118. Personale che ha trasportato le due donne in due diversi ospedali del capoluogo etneo. Ma è al pronto soccorso dell'ospedale San Marco che questa vicenda assume tratti singolari. Nel nosocomio infatti viene trasportata la ventenne e lì, poco dopo, si presenta il suo ex fidanzato per avere sue notizie. Nonostante il giovane avesse fornito false generalità per cercare di eludere i controlli, viene ugualmente riconosciuto dai militari del nucleo radiomobile di Catania che lo arrestano per evasione. Evasione perché dalla sera precedente l'uomo era stato posto ai domiciliari perché ritenuto responsabile di gravi lesioni per avere picchiato proprio la sua ex ragazza. Non un'altra, ma quella stessa che era andato a trovare in ospedale e che era stata la protagonista della lite in famiglia a San Giovanni La Punta. Dopo gli accertamenti, la ventenne è stata denunciata per avere picchiato la madre, mentre per l'ex fidanzato è stato disposto l'accompagnamento in carcere.
A Gela andrà avanti il presidio con gli uffici istituzionali del comune trasferiti davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. Il sindaco Di Stefano ha preso atto degli impegni oggi assunti dall'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, che ha garantito anche la realizzazione del nuovo ospedale, ha annunciato che andrà avanti finché non arriveranno nuovi medici e personale sanitario. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia, Catania e Palermo con il bollino rosso, temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola ancora fino a Ferragosto. Roberta Lunghi. È Catania la città record per le notti tropicali, un fenomeno che sta cambiando il volto del clima nell'area etnea, un tempo caratterizzato da una forte escursione termica tra il giorno e la notte, mentre oggi, anche nelle ore serali, l'AFA fatica a lasciare spazio al fresco. A pesare soprattutto il mare, con temperature superficiali molto elevate che continuano a rilasciare calore e umidità, rendendo difficile il raffrescamento notturno. Il tutto mentre la Sicilia è alle prese con l'ennesima forte ondata di calore. La protezione civile regionale ha diramato il bollino rosso per Catania e Palermo, il livello massimo di allerta per le ondate di calore con temperature percepite elevate e condizioni di disagio per l'intera popolazione. Ma quanto durerà? I modelli matematici proiettano questa ondata di calore fino alla settimana di Ferragosto, quindi questo caldo durerà ancora fino al periodo di Ferragosto, anche se sarà intervallato da qualche isolato sporadico temporale di calore che interesserà le aree interne montuose dell'isola durante le ore centrali del giorno. Per un vero cambiamento probabilmente dovremmo attendere fino a dopo Ferragosto, ma ovviamente si tratta solo di una linea di tendenza, ma probabilmente non prima di Ferragosto avremo un vero e proprio ricambio di masse d'aria. Per Palermo e Catania la temperatura percepita potrà arrivare a 38 gradi, meno caldo a Messina, dove è previsto bollino giallo. Alta infine l'attenzione sul fronte incendi. Per tutta l'isola è stata diramata la preallerta arancione. A 19 anni dalla scomparsa degli imprenditori Majorana, padre e figlio, i familiari chiedono ancora verità e giustizia. Maglio Viola. Il 3 agosto del 2007 l'imprenditore Antonio Majorana spariva nel nulla a Palermo insieme al figlio Stefano di appena 22 anni. La mattina di quel giorno i due si allontanarono da un cantiere di Isola delle Femmine, lasciando detto che sarebbero tornati dopo mezz'ora, ma di loro non si sarebbero trovate più tracce, ad eccezione dell'auto chiusa in ordine parcheggiata a bordo strada. A 19 anni esatti dalla scomparsa, la fondazione intestata ai due ha inscenato un sit-in in piazza Politeama a Palermo per chiedere verità e giustizia sull'accaduto. Rossella Accardo è l'ex moglie dell'imprenditore e madre di Stefano, che negli anni ha dovuto affrontare anche il suicidio dell'altro figlio, Marco. Io ogni giorno cammino sui carboni accesi, una graticola costantemente che lambisce ancora prima che il mio corpo, la mia anima. E qui parliamo davvero di una violenza che viene reiterata nei miei confronti. Intorno alla scomparsa si annida un vero e proprio giallo. Le indagini si sono concentrate sulla pista di un ricatto sessuale posto in essere da Majorana, che avrebbe usato un video compromettente per ottenere da un altro imprenditore la cessione delle quote di una società. In base a queste ipotesi gli investigatori indagarono per un presunto duplice omicidio attraverso lupara bianca, ma nessuna prova dirimente è mai stata trovata. Sullo sfondo storie di borghesia paramafiosa che sfiorano i vertici del potere politico di quei tempi, incrociando anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Dietro questa sparizione c'è la volontà di qualcuno, questo qualcuno ha curato la regia, chi blocca tutta la verità, altro non è che coloro che sono stati oggetto di ricatto. E chi sono? Sicuramente figure altisonanti, sicuramente figure legate all'ambito imprenditoriale in senso lato. Per anni le indagini sarebbero state depistate attraverso falsi avvistamenti in Spagna, ma oggi vige la convinzione del duplice omicidio. Per questo la famiglia e la fondazione tornano a chiedere la riapertura delle indagini. Breve pausa, poi vi racconteremo la storia di un siciliano che ha deciso di raggiungere Santiago de Compostela a piedi, quindi è partito dalla Sicilia fino appunto a arrivare poi in Spagna.
lasciato la Sicilia con uno zaino sulle spalle per raggiungere Santiago de Compostela a piedi. Dopo 138 giorni Antonio Giannone di Scicli ha completato il suo cammino raccontando ogni passo sui social. Veronica Barbarino. Mollo tutto, prendo lo zaino e inizio a camminare. Sogno questo momento da anni, sono mesi che mi alleno e adesso sta per diventare tutto vero. E così è stato. 138 giorni, 3.824 chilometri a piedi, migliaia di incontri. Partito il 16 marzo da Scicli, Antonio Giannone ha raggiunto Santiago de Compostela. Notti in tenda, fatica, paesaggi attraversati, incontri ed emozioni. Tutto raccontato sui social come un video diario quotidiano, dove una comunità enorme di persone, grazie alle sue immagini, ha potuto sentirsi parte di quella strada. E per ogni giorno anonimo ce n'è un altro come questo, ad esempio, in cui sono ospitato da una signora dolcissima che mi accoglie in casa sua come mi conoscesse da sempre. Poi l'arrivo davanti alla cattedrale di Santiago e il tocco della conchiglia posta nella piazza, emblema dei pellegrini diretti alla tomba dell'apostolo Giacomo. Arrivare a Santiago è stata un'emozione straordinaria, soprattutto perché quando sono partito non avevo nessuna certezza che sarei riuscito in questa impresa, che sarei riuscito ad arrivare alla fine. Quindi quando sono entrato in quella piazza ho visto di nuovo passare davanti ai miei occhi tutto quello che è successo in questi mesi. Ma prima di ritornare a casa, un'ultima tappa lo attende. Adesso, come si può notare, sono ancora in cammino nei boschi della Galizia perché il viaggio non è finito, ma sono diretto a Finisterre per concludere in bellezza questo viaggio con l'ultimo tramonto sull'oceano alla fine della terra. Il viaggio di Antonio è giunto quindi al termine, ma quello che ha raccontato resterà negli occhi di chi, anche da lontano, ha camminato con lui. Fred De Palma fa ballare Solarino, siamo nel siracusano, tra i brani non poteva mancare una delle hit di questa estate. Francesco Aloi. Le mani al cielo mentre si balla una delle hit di questa estate. Fred De Palma in concerto a Solarino nel siracusano con la sua musica riesce a fare dimenticare il caldo. Un'ora di canzoni tra reggaeton e rap che fanno impazzire soprattutto la generazione Z, anche se tra il pubblico non ci sono soltanto giovani. Non c'è estate senza un suo tormentone. Una volta uscito il brano, diventa subito popolare. Ai concerti, qualsiasi sia la piazza, da nord a sud, il divertimento è sempre assicurato. Dopo le piazze dell'estate, a ottobre sarà il Fabric di Milano. Una data che i suoi fan hanno già segnato sul calendario. E poi c'è da aspettarsi tanta nuova musica e chissà, forse anche un ritorno a Sanremo. È andata in scena ad Agrigento la 21esima edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro, un evento voluto dal patron Lelio Castaldo, che celebra le eccellenze italiane premiando personalità che con la propria professione e il rigore morale danno un contributo fondamentale al progresso della società. Tra i premiati di quest'anno c'è anche la nostra Lorena Dolci, la giornalista di Telecolor, per aver raccontato il territorio con attenzione, sensibilità e profondo senso civico. Un premio speciale, un commosso abbraccio è andato anche alla signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto a Napoli dopo clamorosi errori nel trapianto del cuore. Breve pausa e poi la pagina dello sport, una buona notizia per i tifosi del Catania perché proprio Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto dirette sul digitale terrestre. E poi c'è anche il Palermo che è in viaggio verso l'Australia.
calcio, una bella notizia per i tifosi del Catania. Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto dirette sul digitale terrestre della squadra di Pelligra. 9 le trasferte in chiaro e gratis per gli appassionati. Intanto la squadra si avvicina all'esordio in Coppa Italia. Tonino De Mana. All'insegna del rosso-azzurro, a fianco del Catania e per il Catania. Per la terza stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto diretta in chiaro sul digitale terrestre della squadra di Ros Pelligra. Saranno ben 9 le trasferte che i telespettatori potranno seguire gratis in chiaro sul territorio regionale. Telecolor sarà sul campo come sempre, garantendo la copertura multimediale di ogni singolo evento, ricca di contenuti esclusivi e pienamente declinata tra televisione, web e social. L'aggiudicazione dei diritti fa il paio con una ricorrenza speciale, i 40 anni di Diretta Stadio. Per onorare la 40ª stagione, alla quale verrà dedicato anche un logo speciale, sono previste una sigla rivisitata e una nuova veste grafica. Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto. Confermatissime anche le altre produzioni settimanali, anteprima corner, le telecronache indifferite e preview. Intanto il Catania corre e cresce a Norcia, rinfrancato anche dal positivo test contro il Ravenna, vinto per 3-2 al termine di una gara che ha dato ottimi spunti a Mister Longo. Al di là del risultato, le vittorie fanno sempre bene. La squadra etnea sta intensificando la preparazione in vista dell'esordio ufficiale che avverrà sabato 8 agosto alle 20 contro il Vicenza per il turno preliminare di Coppa Italia. Si giocherà al Menti, con la possibilità per i tifosi rossazzurri non residenti a Catania e provincia, possessori della tessera di fidelizzazione, di essere presenti sugli spalti. I tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono 600. Il Palermo in volo verso l'Australia, in programma amichevoli con il Melbourne e la Juventus. Sul mercato pressing per Di Nardo del Pescara. Check-in fatto, il Palermo in volo verso l'Australia, precisamente a Perth. L'arrivo nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di domani. La squadra svolgerà gli allenamenti al Dorian Gardens con la prima seduta in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto. A Perth i rosanero disputeranno 2 gare amichevoli. La prima è in calendario venerdì 7 agosto alle ore 19 locali, le 13 in Italia, contro il Melbourne City nella seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy. La seconda si giocherà martedì 11 agosto alle ore 18 locali, le 12 in Italia, contro la Juventus nell'ambito del prestigioso Festival Calcio Italiano. In sede di calciomercato la dirigenza è a lavoro sulle cessioni di Brunori, Blen, Diachité e Buttaro per liberare spazio ai nuovi innesti, mentre per gli acquisti si cerca con costanza l'esterno offensivo di destra. Per l'attacco un'eventuale cessione di Eleudaron potrebbe aprire le porte all'ingaggio di un nuovo centravanti che potrebbe essere Antonio Di Nardo, punta classe 1998 che l'anno scorso al Pescara ha segnato 14 gol. Il club rosanero sarebbe in forte pressing. L'affare invece Camatè dell'Inter Under 23 si è complicato e sullo sfondo resta Rui Modesto, tornato all'Udinese dopo la proficua parentesi nella scorsa stagione. Prima di chiudere un aggiornamento sul crollo dell'edificio a Messina, perché c'è il legale dei negozianti cinesi che erano al primo piano di la struttura crollata che dice sentite vibrazioni nel giorno prima, e poi aggiunge sempre l'avvocato, e i miei clienti hanno perso tutto appunto nella tragedia che ha coinvolto appunto la caduta e il crollo di l'intera struttura. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.